Buongiorno ai titoli di Sicilia 24. Strage di Altavilla, spunta l'ombra di una setta dietro la coppia che avrebbe architettato il massacro. Organizza un fine settimana di preghiera, dicevano a Giovanni Barreca. Deliri mistici, sette religiose in Sicilia, il dato allarmante con il maggior numero di sette di vittime. Catania commuove tutti la storia di Giuseppe, sfuggito agli usurai e finito in una tenda, partita la gara di solidarietà per aiutarlo a trovare un lavoro e un alloggio che gli consenta di vivere con dignità. Nuovo grave incidente sul lavoro, questa volta a Melilli nel Siracusano, un operaio edile precipitato da un'impalcatura trasportato in soccorso al Canizzaro di Catania in prognosi riservata. Sindaci siciliani sul piede di guerra per l'impennata dei costi dovuti al conferimento della spazzatura. Ancora pochi gli amministratori virtuosi che spingono la differenziata. Domenico Centamore, il piccionello di Macari, si racconta a Buongiorno Sicilia e rende omaggio a Ficarra e Picone che hanno scoperto la sua vena comica. Lucarelli studia le alternative di formazione in vista della partita di Taranto che il Catania giocherà fra 2 giorni. Intanto continua la corsa al biglietto per il match di Coppa Italia con il Rimini. Buongiorno, eccoci. Spunta l'ombra di una setta dietro la coppia che avrebbe architettato il massacro di Altavilla. Organizza un fine settimana di preghiera, dicevano a Giovanni Barreca, quello che poi si è trasformato nell'esorcismo sanguinoso. Lorena Dolci. Tanto da parte del Signore è proprio questo, non essere scoraggiato dalla difficoltà, dalle avversità che ti vengono messe davanti. Perché Lui non ci lascia e non ci abbandona, quindi non ti ha né lasciato né abbandonato. Parole di fede, prove di affetto che facevano breccia nel cuore di Giovanni Barreca, il muratore che ha ucciso la moglie e 2 figli maschi perché a suo dire erano posseduti dal diavolo. Nel vocale diffuso da Mediaset, Massimo Caradente e Sabrina Fina, la coppia che si era installata da giorni nella villetta e su cui forse aveva anche delle mire, si presentavano come strumenti della volontà di Dio, ma intanto architettavano un piano preciso. Ogni cosa che Lui permette c'è un motivo. Infatti ci ho messo nel cuore di organizzare un fine settimana con i tuoi figli che dobbiamo venire a pregare. Avete bisogno tutti di un supporto fraterno, ma per ricevere una preghiera. Poi il resto lo fa il Signore. Un fine settimana di preghiera diventato sevizie, tortura e infine morte orribile per Antonella e 2 figli, Kevin ed Emanuel. Ma ormai si fa strada il sospetto che dietro gli esorcismi sanguinosi ci sia una vera e propria setta composta da almeno 10 persone. Gli inquirenti indagano su un gruppo di fanatici religiosi, ci sono nomi e cognomi, che si chiamano Fratelli di Fede e che partecipavano agli incontri di preghiera organizzati dalla coppia. Nel frattempo, a 10 giorni di distanza, Giovanni Barreca rimane preda del suo delirio mistico. Mia moglie era stata vinta dal diavolo come i miei figli. Per fortuna sono arrivati Sabrina e Massimo, ripete al suo legale, che sta valutando di chiedere la perizia psichiatrica. Da una cella dello stesso carcere, Fine e Caradente puntano invece il dito contro lui e la figlia 17enne. Hanno raccontato che sarebbero stati loro a uccidere i familiari. Esorcismi, deliri mistici, sette religiose, la strage di Altavilla ha riportato l'attenzione sul fenomeno del fanatismo religioso e dell'occultismo. In Sicilia c'è un dato allarmante, l'isola è la regione che rispetto al resto d'Italia conta il maggior numero di sette di vittime. Adelaide Barbagallo. In Sicilia ci sono decine e decine di persone, perfino interi gruppi familiari tenuti sotto scacco da sedicenti guri, farneticanti gruppi di preghiera, santoni, guaritori e centinaia di sette occulte. L'isola è la regione che ne conta di più. Lo afferma senza mezzi termini il presidente nazionale del GRIS, il gruppo di ricerca e di informazione socio-religiosa, David Murgia, che da anni cura anche un blog, Il Segno di Giona. Non a caso, spiega l'esperto giornalista, la Sicilia è anche la regione che conta il maggior numero di esorcisti. Come presidente del GRIS ci arrivano moltissime segnalazioni da tutta Italia e in particolar modo registriamo una concentrazione particolare in Sicilia, e a questa affermazione segue anche il fatto che la Sicilia è sicuramente
il posto con il maggior numero di esorcisti in proporzione rispetto alle altre regioni d'Italia. Il fenomeno delle sette occulte è un labirinto, le strade per entrarci sono tante, difficile trovare quelle per uscirne. L'argomento è tabù, non è facile trovare qualcuno disposto a parlarne, anche chi ne è uscito ha paura di possibili ritorsioni o minacce. Bisogna denunciare assolutamente la ritorsione, è chiaro, ed è anche umano averne paura, però diciamo che con la denuncia si instaurano e prendono il via una serie di meccanismi che riescono in qualche modo a tutelare la persona. Le false promesse di imbonitori e truffatori dell'occulto corrono pure sul web. La conferma arriva dalla polizia postale, ma solo se ci sono dei reati denunciati le forze dell'ordine possono intervenire. Catania, la storia di Giuseppe sfuggito agli usurai e finito in una tenda commuove tutti. Avvia una gara di solidarietà per aiutarlo a trovare un lavoro e quindi un alloggio che gli consenta di vivere con dignità. Tonino De Mana. Mi faccio volere bene, le persone, il popolo catanese ha un cuore grandissimo e non mi ha mai abbandonato. Si commuove e commuove Giuseppe che dopo aver lasciato Palermo in fuga dagli usurai ha trovato il coraggio di ripartire questa volta da Catania per mettersi alle spalle il passato e soprattutto per cercare una nuova vita fatta di dignità e lavoro. Ed ora per lui si vede la luce in fondo al tunnel perché l'intervista a confessione di ieri ha scosso le coscienze e messo in moto la macchina della solidarietà. In poche ore la tenda di Giuseppe piazzata davanti al supermercato che s'affaccia su Corso Sicilia è stata crocevia di tanta gente comune che ha portato affetto, solidarietà, qualcosa per scaldarsi per affrontare le rigide temperature della notte e qualcosa da mettere sotto i denti. Un ragazzo che stava cucinando la pasta a forno a casa, guardando il TG, dice: prima di mettermela nel piatto io te l'ho portata a te. Ma, come dice Giuseppe, non si vive di solo pane, occorre dell'altro, serve un lavoro per poter pagare un affitto e garantirsi un tetto. E sono tante le segnalazioni arrivate in redazione dalle associazioni di volontariato, Caritas su tutte, ai privati che sembra abbiano preso a cuore le sorti di Giuseppe. Cominciano quindi ad arrivare le prime proposte di lavoro dalla città e dalla provincia, ed in particolare da Giarre. Lui, ex rosticciere, aspetta un cenno per partire, anzi, per ripartire. Ancora un incidente sul lavoro, un operaio cade da un'impalcatura e finisce in codice rosso al Cannizzaro di Catania. Stava lavorando in un cantiere di Melilli vicino Siracusa. Ieri un altro incidente, questa volta mortale, nel Palermitano. Francesco Loi. La tragedia di Firenze è ancora fresca, ma purtroppo non è l'ultima. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta nel Siracusano, a Melilli. Qui un operaio, 58 anni, di Belpasso, è caduto da un'impalcatura. Stava lavorando in un cantiere per la costruzione di un supermercato. Forse un piede messo male, forse non c'erano tutte le misure di sicurezza. Questo però lo stabiliranno i carabinieri. L'uomo è stato subito soccorso, trasferito con l'eliambulanza al Cannizzaro. Adesso è al Trauma Center in codice rosso ma vigile. Proprio ieri un altro incidente finito però in tragedia. A Campofelice di Roccella, nel Palermitano, un 50enne è morto, travolto dal muro di un'abitazione che stava ristrutturando. Tutto questo nel giorno in cui si scioperava per chiedere più sicurezza sul lavoro. A Palermo arrestato uno spacciatore di 18 anni in possesso di 26 dosi di crack, la droga ricavata dalla cocaina diffusa tra i giovanissimi e che provoca danni irreversibili. Il giovane, scovato in piena notte nel quartiere Albergheria, non appena visto i carabinieri, ha cercato di sfuggire alla cattura inutilmente. E adesso ci occupiamo dei cellulari e dispositivi digitali. Parte dall'ARS una campagna per vietarli ai bambini. Un netto altolà, smartphone, tablet e similari è arrivato anche dal mondo della scuola. Tonino De Mana. Ansia, crisi di panico, rabbia improvvisa, svenimenti e ancora disturbi del sonno, alterazioni dell'umore, ritardato sviluppo del linguaggio, tachicardia, azzeramento dei rapporti sociali. Possono essere questi e tanti altri contraccolpi all'uso sconsiderato di smartphone, videogiochi ed altri dispositivi digitali da parte dei bambini molto piccoli e degli adolescenti. Se ne è parlato a Palazzo dei Normanni in occasione del convegno promosso dal Movimento 5 Stelle dal tema Nomofobia, sindrome da disconnessione e nuove forme di dipendenza, che ha visto interagire da remoto oltre 70
40 istituti scolastici di ogni ordine e grado di tutta la Sicilia per la partecipazione di migliaia di alunni. Presenti ovviamente medici, politici ed esperti che hanno parlato sui possibili rischi per la salute, specie per i bambini. In realtà la scuola non è preparata ad affrontare seriamente questo tipo di problema, perché ancora impone un linguaggio che non appartiene più ai ragazzi nativi digitali, ma appartiene alle generazioni precedenti. E in realtà il nostro sforzo dovrebbe essere quello appunto di mediare tra l'essere analogico e l'essere digitale. È un problema anche sanitario, soprattutto sanitario, perché crea danni neurologici. Un netto alto là a smartphone, tablet e similari è arrivato anche dal mondo della scuola. Nel dicembre del 2022 il Ministero dell'Istruzione ha emanato una circolare che ne evidenzia i potenziali effetti dannosi, stabilendo anche un divieto di uso in classe, con eccezione per finalità didattiche e formative. E proprio sul tema del pericoloso abuso dei cellulari e dei social sarà incentrata la puntata odierna di Sicilia 24 Focus, ospiti di Roberta Lunghi, Carlo Gilistro, pediatra e deputato regionale del Movimento 5 Stelle, firmatario di una proposta di legge per la limitazione dell'uso nei bambini, e Carmela Trovato, preside dell'Istituto Comprensivo Parini di Catania. Potete inviare i vostri messaggi al 342 74 55 005. La trasmissione è anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Sindaci siciliani sul piede di guerra per gli esorbitanti costi di conferimento della spazzatura. Ancora pochi gli amministratori virtuosi che spingono la differenziata. Luca Ciliberti. Da 220 a 380 euro al chilo, tanto costa conferire la spazzatura in discarica ai comuni siciliani, il costo più alto d'Italia, come rivela un report divulgato da ANCI, e che mette la maggior parte dei sindaci dell'isola sul piede di guerra, perché non comprendono perché all'aumento della raccolta differenziata in tutta l'isola non corrisponde un abbassamento delle spese. I soldi delle casse comunali, tolti quelli utilizzati per pagare i servizi di raccolta e conferimento, bastano nella migliore delle ipotesi a garantire solo una parte dei servizi essenziali al cittadino. Alcune amministrazioni rischiano persino il dissesto perché le uscite sono superiori ai ricavi e la tassa, sempre più cara, resta sempre quella più evasa. Poi ci sono quei comuni che, per contenere i costi ed evitare gli aumenti spropositati nelle tasche dei cittadini, hanno intrapreso percorsi virtuosi. È il caso di Biancavilla, comune di quasi 25.000 abitanti nell'Interland di Catania, che sta facendo scuola. Siamo un comune classificato rifiuti free da Legambiente, e questo perché qualche anno fa abbiamo messo in atto un nuovo sistema di raccolta di rifiuto che prevede la raccolta di rifiuto indifferenziato ogni 15 giorni. Oggi quindi soffriamo di meno l'aumento esponenziale dei costi di conferimento e discarica, ma siamo riusciti a non aumentare le bollette come è avvenuto in altri comuni. La legge del 2010 prevedeva che i sindaci avrebbero dovuto e potuto provvedere a realizzare le discariche. L'assessore regionale all'energia Roberto Di Mauro ha sottolineato più volte che le discariche ancora attive hanno disponibilità solo per un altro anno e mezzo, quindi i mancati ampliamenti comporterebbero a giugno del 2025 la saturazione di quelle esistenti, rimpallando di fatto le responsabilità d'azione agli amministratori locali che per opportunità o per scelta respingono gli interventi. A Riposto, nel Catanese, 2 fratelli sono stati arrestati per aver rubato natanti, motori nautici e carburante a proprietari di imbarcazioni e gestori di rimesse portuali. Grazie alle telecamere è scoperto anche il furto di 250 litri di carburante a una motovedetta della Guardia Costiera di Riposto. Con il loro peschereccio intrepido i fratelli si sarebbero avvicinati alla motovedetta militare e, dopo aver danneggiato il portellone con un tubo, avrebbero travasato il carburante nel serbatoio della loro imbarcazione. Non sarà assunto dalla regione Alessio Cordaro, il figlio di Lia Pipitone, uccisa 40 anni fa a Palermo dai sicari di Cosa Nostra. La burocrazia non riconosce alla madre di essere una vittima innocente della mafia. Sentiamo Maglio Iola. Per la società civile è una delle donne coraggio rimaste vittima di mafia, ma non per lo Stato. Lia Pipitone, assassinata nel 1983, secondo la burocrazia italiana non è vittima innocente di mafia. A raccontarlo è il figlio Alessio Cordaro, che si trova a sbattere contro il muro di gomma della burocrazia che non riconosce a sua madre lo status. Lui stesso ha combattuto una battaglia per avere giustizia per la sua famiglia. Negli anni sono scattate le condanne, a 30 anni in media, per uomini del calibro di Antonio Madonia e Vincenzo Galatolo. Ma adesso lui, Alessio, figlio di
Lia Pipitone si vede respingere la domanda di assunzione perché non c'è il documento necessario per attivare la legge antimafia, manca il riconoscimento della madre quale vittima innocente. A mettere nero su bianco tutto è l'assessorato regionale alla famiglia e al welfare che ha respinto la domanda di assunzione perché manca appunto il certificato del Ministero dell'Interno che attesta quale vittima innocente di mafia la madre. Di fatto ad impedire il rilascio della certificazione è un passaggio della legge. Il padre di Lia Pipitone e dunque il nonno di Alessio risulta essere stato un uomo di Cosa Nostra. Dunque, essendoci una parentela, cosa esplicitamente esclusa dalla legge, Lia Pipitone, per quanto vittima di mafia, non può essere indicata come innocente. Secondo i pentiti, la donna fu vittima di un delitto d'onore perché le voci sostenevano tradisse il marito. Il giorno dopo la sua morte anche il presunto amante, in realtà probabilmente soltanto un amico, Simone Di Trapani, si suicidò lanciandosi dal balcone, ma anche quell'evento nascondeva un omicidio. Alessio Cordaro denuncia adesso quanto avvenuto, ma non per la mancata assunzione. Ancora oggi, dice, esistono vittime di serie A e vittime di serie B e questo mi addolora. Per Alessio la madre aveva messo in crisi la mafia con la sua voglia di libertà, ma questo non basta alla legge per riconoscerla vittima innocente. A Catania la procura ha incriminato una donna per la morte della prozia ottantenne. Secondo l'accusa le ha fatto ingerire del cibo che l'anziana non poteva mangiare. La pronipote aveva simulato poi il decesso per cause naturali e quindi beneficiare dell'eredità. È stata arrestata per circonvenzione di incapace e omicidio aggravato. Breve pausa, tra le altre cose ci occuperemo delle polemiche che continuano per la realizzazione del ponte sullo Stretto. Il ponte sullo Stretto di Messina è sempre più al centro del dibattito nazionale, ma l'amministratore delegato dello Stretto di Messina, Pietro Ciucci, respinge tutte le accuse e parla di massima trasparenza. Francesco Triolo. Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini non è affatto preoccupato, anzi appena saputo del fascicolo di indagine aperto dalla Procura di Roma sul ponte sullo Stretto ha detto che finché farà il ministro continuerà a costruire ponti e a progettare infrastrutture. Più diplomatica è stata la risposta dell'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci attraverso le colonne del Corriere della Sera. Nel pieno rispetto dell'attività della magistratura, ha detto Ciucci, conferma la nostra massima collaborazione e trasparenza con le autorità inquirenti con lo scopo di chiarire tutte le azioni svolte dalla ricostituzione della società avvenuta a giugno scorso sino ad oggi. Quindi la risposta alle accuse di Bonelli. Gli abbiamo spiegato, sono state le parole di Ciucci, che quando ha chiesto quei documenti il consorzio Eurolink ci aveva appena consegnato l'aggiornamento del progetto e che noi eravamo in istruttoria. In base alla legge, quell'aggiornamento diventava definitivo una volta approvato dal nostro consiglio di amministrazione. Dunque non potevamo consegnare qualcosa che noi stessi dovevamo ancora deliberare ed approvare. Poi Ciucci sottolinea come l'aggiornamento del progetto è stato largamente discusso, valutato, integrato e perfezionato prima di arrivare all'approvazione del 15 febbraio, altro che tutto in una notte. Insomma, Ciucci ribadisce che i tempi del progetto sono stati trasparenti e che presto tutti gli atti saranno pubblici. Domenico Centamore, il piccionello di Macari, si racconta a Buongiorno Sicilia e rende omaggio a Ficarra e Picone, che hanno colto in lui la versatilità di un moderno attore e compresa la vena comica. Sentiamo. Macari dà l'inizio alla primavera, nel senso che è vero, ti dà la sensazione di stare alla nostra terra, sole, mare. Poi devo dire che questo prodotto, secondo me, finalmente parliamo delle cose belle della Sicilia. Noi scherzosamente con Claudio diciamo non c'è una coppola, non c'è la rupara, si vedono le cose belle della nostra terra. Da quest'anno nella vita di Piccionello entra anche il sentimento, diciamo, il sentimento più bello secondo me, perché insomma quando parliamo di sentimento di amore ed entra si innamora. Quindi non posso dire di più, però si innamora. C'è un piccerello innamorato dove Saverio Lamanna finalmente si può rifare sul fatto, perché è sempre Piccionello che gli ha detto a Saverio, insomma, lui tifa per questa coppia di Suleima e Saverio Lamanna, e quindi insomma c'è questa Piccionello in più quest'anno, entra di più nelle indagini con Saverio Lamanna. Diciamo che la mia carriera, l'inizio di carriera io inizio con i 100 passi dove sono dall'altro lato, perché sono dal lato di Peppino in passato, però poi inizio a fare questa carrellata di personaggi mafiosi che vabbè, per un attore ci sta. Irrompono nella mia carriera invece Salvo e Valentino, cioè Ficarra e Picone, che praticamente vedono in me, e secondo me nel modo giusto, non finirò mai di dirgli grazie,
questa vena comica, e da lì insomma passo con questi personaggi un po' anche comici. Una fortuna per un attore riuscire a fare tanti ruoli. Ci fermiamo, una breve pausa, poi il calcio con il Catania che si prepara per la sfida con il Taranto. Lucarelli studia le alternative di formazione in vista della partita di Taranto che il Catania giocherà fra 2 giorni. Intanto continua la corsa al biglietto per il match di Coppa Italia col Rimini. Marco Carli. Taranto alle porte, il Rimini all'orizzonte. Prosegue la particolare settimana del Catania con la gara più importante dell'anno che attende i rossazzurri mercoledì 28 e quella mai banale in Puglia di sabato. Sarà a Taranto che dopo la vittoria con la capolista Juve Stabia il Catania cercherà altri numeri per aumentare la consapevolezza. La serenità che domenica ha favorito l'ottima partita con i campani era dovuta a fattori compresa l'epidemia che hanno svuotato il carico di responsabilità. Ora si prova invece a pensare ad una serenità diversa dovuta appunto ad un'autostima crescente. Dovendo però sempre fare i conti con i disponibili e con la logica del turnover, parola che gli allenatori amano poco ormai, ma che rende il senso in vista di un doppio impegno delicato. Il problema in casa Catania è stato in questa prima parte del 2024 soprattutto arrivare a fare scelte tecniche non dovute all'infermeria. Con il Taranto forse qualche scelta appunto la si potrà fare. In difesa fermo Rapisarda, c'è l'irripresa, alternative ai titolari visti con la Juve Stabia anche Contek e Averi. A centrocampo Cendoi che almeno a giudicare dai gol che arrivano in allenamento non vede l'ora di riprendere ulteriore confidenza con il campo, così come Zammarini. E in attacco tanto dipende da Di Carmine. Lavorare per giocare dal primo col Rimini e concedergli spazio partendo dalla panchina a Taranto è un'ipotesi, visto anche che pure lui è reduce dalla febbre, ma non è l'unica. A proposito di Taranto in Puglia, c'è l'ex Ladinetti che ha esordito il rossoblù nella vittoriosa partita col Giuliano e che tornerà in estate a Catania dopo il prestito. Dall'altra parte invece Cianci, che dopo aver vestito la maglia del Taranto è arrivato a Catania. Finora non si è visto molto allo Iacovone, potrà essere un'alternativa importante davanti. Fari puntati dunque sul match di sabato mentre prosegue la corsa ai biglietti per il Rimini, già superata abbondantemente quota 16.000. Questo fine febbraio di passione rossazzurra è appena cominciato. È tutto, dopo la sigla il nostro Focus, oggi curato da Roberta Lunghi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon pomeriggio.